Giovanni Bernardi, Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale dell'Università di Padova, partecipante del progetto Skillin, sia a livello di comitato scientifico che per l'analisi dei casi. Durante l'analisi dei colloqui sull'evoluzione per le competenze per l'innovazione, quali sono le tendenze generali che ha trovato? Bene, sì, allora io ho esaminato circa 40 delle interviste o colloqui che sono stati fatti, perché altri sono in fase di completamento, insomma. E quindi ho cercato di leggere per la mia parte come questi ruoli sono collegati nel processo, cioè il processo come luogo dei ruoli e quindi come accumulatore delle competenze. Dal punto di vista generale, la prima cosa che emerge quasi da tutti è l'innalzamento del livello di istruzione di base. Le persone intervistate sono quasi tutti ingegneri, minimo periti tecnici, e anche e soprattutto direi ai bassi livelli di progettista, che vuol dire probabilmente che i più giovani entrano con un livello di istruzione superiore a quelli che già erano inseriti. Anzi, si trovano anche, cominciano a vedersi i dottorati. Un altro aspetto che colpisce è la mobilità in questo tipo di settore. Quindi un bravo progettista diventa responsabile progettazione sia se ha un buon livello di base, ma anche se ha maturato 2 o 3 esperienze in aziende anche magari significative, insomma. Le altre cose che emergono, ma erano emerse anche da altre ricerche, è l'allungamento delle filiere. Alcuni di questi tecnici collaborano con dei loro colleghi magari in India o quando hanno delle difficoltà tecniche progettuali, e comincia a aumentare per fortuna anche il rapporto con i centri di ricerca. Alcune di queste aziende hanno rapporti stabili con l'università o con specifici professori o con dipartimenti, a seconda delle loro esigenze, che può essere più di fisica tecnica o dei materiali o di fluidinamica per quelli che fanno le cappe, eccetera. Quindi in generale, per comunque la parte generale, direi che c'è un generale innalzamento. Ancora un po' debole invece il diffondersi di competenze e strumenti e applicazioni di tipo organizzativo rispetto al processo, insomma. Per quel che riguarda invece le tendenze più specifiche, poi anche legate al processo dell'innovazione? Beh, le competenze, sempre adesso senza scendere a livello dei singoli ruoli, si può dire senz'altro che la prima competenza, una competenza o la prima che è più richiesta, che in fase di sviluppo, è la capacità relazionale, cioè ormai la logica dell'open innovation e la logica della collaborazione con l'esterno, quindi cominciavamo i rapporti con l'università piuttosto che con fornitori di innovazione, tanto è vero che si potrebbe parlare di supply chain dell'innovazione. Questo richiede alle persone anche a livello, non solo, tanto più a livello dei direttori di ricerca, ma anche a livello dei tecnici progettisti, lo sviluppo di capacità relazionali, che di per sé non sarebbero proprio, come dire, le competenze più diffuse nei progettisti, che magari essendo dei tecnici tendono a essere un po' più chiusi, però invece si vede che questa apertura verso l'esterno, anche con strumenti tradizionali, fiere, riviste, e poi naturalmente aiutata dalle novità della rete, insomma internet, tutti se devono sviluppare un problema cominciano con ricerche su internet, eccetera. L'altro è quello che qualcuno chiama la capacità di assorbimento, cioè il fatto di avere questa rete, questa supply chain dell'innovazione fa sì che molte
idee, competenze e fasi di sviluppo del prodotto avvengono all'esterno. Quindi il fatto di farle all'esterno non deve voler dire che all'interno non siamo capaci di farle, perché comunque dobbiamo essere in grado poi di internalizzarle e di assorbirle. Quindi questa, diciamo, capacità non solo di relazionarsi, ma anche di assorbire quello che poi si potrebbe anche molto più semplicemente tradurre in capacità di assorbimento, di apprendimento. Ecco, l'ultima, forse più tradizionale, sono le competenze legate alla strutturazione del processo di gestione del prodotto, insomma. Quindi lavorare per progetti, lavorare in gruppo, usare tools di programmazione, di project management. Ecco, qui per finire con una battuta, direi che parlano tutti di teamwork, anche troppo, insomma, pare che non facciano altro che stare in gruppo e fare lavoro di gruppo. Ci sarà anche il momento in cui si metteranno a progettare CAD o qualcosa del genere. Ecco, da questo punto di vista le competenze ci sono, forse quello che manca un po' è l'idea che strutturare un processo non vuol dire renderlo poco creativo, insomma. Ci può essere una creatività anche all'interno di un processo strutturato, perché poi tutto va condiviso e integrato, insomma. Queste sono le... Quindi riassumendo, capacità relazionali, capacità di assorbimento e capacità di integrazione e comunicazione all'interno del processo. Grazie. Prego.